fatto al Mise dall'incontro sul futuro del passaggio di proprietà Auchan Conad, che a Mestre coinvolge centinaia di lavoratori. La Regione ha proposto un tavolo sindacati e azienda. A Venezia continua la crisi del turismo iniziata dopo l'acqua alta di novembre, con attività che rischiano la chiusura, secondo l'associazione Piazza San Marco. Spenderanno di media tra i 200 e i 220 euro i mestrini per i regali di Natale, ma è boom di acquisti tecnologici ed elettrodomestici, secondo l'indagine di Confesercenti. Stava entrando nel porto di Venezia senza autorizzazioni, fermata questa mattina dalla Guardia Costiera nave battente bandiera liberiana, capitano denunciato. Sarà operativo da fine gennaio il nuovo regolamento edilizio della Giunta Brugnaro, che ridisegna la terraferma ma anche il centro storico grazie all'ok della soprintendenza. Da Ca Vendramin, Calergi a Cafarsetti vogando, il sindaco Brugnaro ha voluto ringraziare così coloro che sono stati vicini a Venezia durante le eccezionali acque alte del mese scorso. Si chiama Rinnova la Cultura, il progetto per riutilizzare vecchi biglietti per assistere a nuovi spettacoli in 14 teatri di 12 comuni della città metropolitana di Venezia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito, partiamo dal nulla di fatto al Mise, dall'incontro sul futuro del passaggio di proprietà Auchan Conad, che nella sola città metropolitana coinvolge centinaia di lavoratori. La Regione ha proposto un tavolo sindacati e azienda focalizzato sulle problematiche specifiche dei punti vendita veneti. Il Conad continua a non dare risposte. Continuiamo a chiedere, ovviamente sulla informazione che ci hanno dato di un esubero di 6.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, di sapere almeno dove sono ubicati sul territorio nazionale e non danno assolutamente alcuna risposta. Centinaia di lavoratori del veneziano continuano a rimanere col fiato sospeso. Dall'incontro convocato a livello nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda Auchan Conad e sul futuro delle migliaia di dipendenti che stanno vivendo il cambio di insegna sui negozi dell'ex colosso francese, non arrivano le notizie sperate. La Regione ha offerto la propria disponibilità a favorire un confronto sindacati-azienda focalizzato sulle problematiche specifiche dei punti vendita veneti, che impiegano complessivamente 1.500 dipendenti. Noi sì, siamo abbastanza favorevolmente colpiti da questa volontà da parte della Regione, però siamo anche fortemente dubbiosi da come si sta atteggiando Conad nei tavoli, diciamo, istituzionali. Quindi se al Mise si sono comportati così, non so per quale motivo in Regione Veneto dovrebbero comportarsi diversamente. Nel veneziano, per quanto riguarda Simpri, la proprietà è passata di mano in 2 punti vendita su 3, Quarto d'Altino e Mira. Su Mestre rimane invece un punto interrogativo. All'Auchan, sempre di Mestre, dove contando anche l'indotto, secondo i sindacati sarebbero in ballo circa 750 posti di lavoro, il 30 ottobre si era svolta una manifestazione proprio per chiedere chiarezza sul proprio destino. L'unica cosa che si sono sbilanciati a dire è che probabilmente la ristruttureranno da 2 piani a un piano solo, quindi pensare che da 2 piani a un piano solo non ci siano esuberi la vedo un po' complicata, anche se loro hanno dichiarato questa cosa. Intanto a Venezia continua la crisi del turismo iniziata dopo le acque alte di novembre. Secondo Claudio Bernier dell'associazione Piazza San Marco ci sono attività che potrebbero addirittura rischiare di chiudere. Fino a poco tempo fa, parafrasando un detto diventato poi anche un celebre luogo comune, qualcuno sosteneva che a Venezia non esistono più le basse stagioni, nel senso che turisti oramai se ne vedono sempre. Vera o falsa che fosse, questa affermazione non appare più valida dopo un'emergenza acqua alta che ha goduto di una tale risonanza mediatica, anche a livello internazionale, da aver fatto cambiare la percezione di sicurezza della città a chi aveva intenzione di visitarla, ma ora qui non vuole più venire. Purtroppo oltre al danno appunto del 12 novembre e le giornate di chiusura di tante attività c'è la mancata affluenza dei turisti in questo periodo bellissimo in cui la città è fruibile, ci sono le luminarie di Natale, ci sono i musei, ci sono un sacco di attività interessanti in città, eppure i turisti non stanno arrivando e quindi c'è proprio il mancato incasso dovuto alla mancanza di affluenza del turista, che è indispensabile in una città che purtroppo va avanti a trazione monoturistica. L'associazione Piazza San Marco si definisce una realtà composta da veneziani, commercianti e cittadini del mondo, con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale e storico dell'area marciana. Se la crisi di presenza a Venezia si sente anche in un luogo simbolo come questo, allora significa che ad essere in sofferenza è tutta la città. C'è il pericolo che qualcuno non ce la faccia? Io penso proprio di sì.
nel senso che se ne pensi, purtroppo tante attività erano già esposte con mutui e fidi. Perché le ultime stagioni turistiche non sono assolutamente positive e l'overtourism non sta portando quella qualità di cui tante attività hanno bisogno. Quindi attività in difficoltà. In questa situazione, dopo appunto il danno, i 20.000 euro sono importanti ma non sono sufficienti per la maggior parte delle aziende e avranno fatica a rialzarsi, faranno fatica, sì, senz'altro. E ora a Mestre, dove si spenderà per i regali di Natale in media tra i 200 e i 220 euro, anche se crescono gli acquisti tecnologici e di elettrodomestici. Per il primo anno a Mestre è boom degli acquisti informatici nei negozi piuttosto che nell'e-commerce, cioè online. Nel paniere degli acquisti di Natale, tablet, smartphone ed elettrodomestici, grazie però ai precedenti Black Friday e Cyber Monday, e quanto emerge dall'analisi di Confesercenti sui consumi natalizi. A seguito delle trasformazioni urbane che sono avvenute in questa città, in particolare all'apertura dell'M9, è aumentata complessivamente l'attrattività e quindi più persone vedono Mestre come un luogo da frequentare ma anche dove fare acquisti. Nella precarietà del lavoro, il 29% degli intervistati su un campione di 224 persone risparmierà sulla 13ª, dovendo pensare a mutui e bollette da pagare. Ci sono persone purtroppo che non hanno la 13ª, voi sapete che il lavoro precario è costantemente in aumento purtroppo nel nostro paese e quindi avere un lavoro o una pensione permanente che garantisce anche la 13ª è veramente attualmente considerata sicuramente una conquista. Nella storica competizione tra centri commerciali e negozi del centro, il dato positivo è che negli orientamenti di spesa dei mestrini, per una spesa media pro capite tra i 200 e i 220 euro, si raggiunge quasi un ex equo. Fondamentale il ruolo dei mercatini natalizi. Seppure di poco, vince ancora il centro città e vede nei mercatini una componente sempre importante di attrattività. Si spenderà in giocattoli, libri, abbigliamento, specie accessori, cura della persona, ma soprattutto prodotti gastronomici, con un occhio però al risparmio. C'è maggiore attenzione alla salute, a quello che si mangia e a come si mangia. E abbiamo fatto un giro tra i negozi e il mercatino di Natale del centro. Ecco come i mestrini spenderanno i loro soldi per i regali da mettere sotto l'albero, con qualche suggerimento per i regali solidali e con poca spesa. Acquisti di Natale, quanto spenderà quest'anno? Più o meno su 130, 140, più o meno. Logicamente diamo la precedenza ai bambini e quindi giochi e tanti libri per invece gli adulti che fanno sempre bene per tutto. E abbigliamento o qualche cosa per casa, tipo cambiare il frigo o la lavatrice. Dipende, da vestire per i figli che crescono, marito lo stesso e un pensierino per le amiche. E poi purtroppo ci sono anche le quantità di regali da fare, quindi regali per i colleghi, regali per gli amici, quindi cerchiamo di proporre un'offerta varia anche per tutti i tipi di tasche. E poi ci sono i regali solidali che vanno ad aiutare le onlus del territorio, come queste lampade colorate che tanto ricordano le votive giapponesi. Fatte con un palloncino dentro e carta velina incollate, fatte così. Ci metti un lumicino e sono molto belle, specie la sera. Diverse in via Poeri a Mestre le casette natalizie come questa, tra collanine di perline, orecchini, spezie, raccolte dalle volontarie della Banca del Tempo, la spesa è davvero minima, dai 2 agli 8 euro. Questi sono portaspilli, vedi, portaaghi, fatte da noi. Per i regali floreali, con 10 euro poco più, primeggiano naturalmente le composizioni con l'immancabile tocco di rosso, come la stella di Natale riccia, ma non soltanto. Facciamo confezioni a partire da così piccoline a molto più grandi, sono le scatoline floreali, questa è in versione natalizia. E a chi si pensa per i regali da mettere sotto l'albero? Cara, mi devo fare la 13ª sulla macchina perché sono addosso un muretto che sfonda la macchina e devo spendere scaia. E poi ci sono quei doni che, è il caso di dire, non hanno davvero prezzo. Tanti sogni, si comprano tante speranze per i bambini, soprattutto per i giovani che stanno crescendo, e si comprano
le stelle. Cambiamo tema, domani e venerdì 2 momenti di commiato per Greta Benedetti, la giovane mamma di soli 24 anni morta domenica scorsa nel tragico incidente di Santa Maria di Sala in sella allo scooter. L'ultimo saluto verrà dato in 2 occasioni che si terranno questo giovedì 19 dicembre dalle 13 alle 15:30 all'ospedale di Dolo. Venerdì 20 dicembre invece la salma farà ritorno nella Marca e dalle 9 alle 14 rimarrà nell'obitorio dell'ospedale di Treviso. Dopo questi 2 momenti di commiato, Greta Benedetti verrà sepolta nel cimitero di Caerano San Marco, sempre nella giornata di venerdì. Veniamo alla cronaca di queste ore con una nave liberiana che questa mattina stava entrando in porto a Venezia senza autorizzazione, denunciato il capitano. La grossa nave lunga 200 metri e battente bandiera liberiana ha cambiato rotta all'improvviso e senza comunicare alla Guardia Costiera stava entrando beatamente nel porto di Venezia. Sono stati proprio i militari della Capitaneria ad accorgersene attraverso il sistema di monitoraggio del traffico marittimo e poco dopo hanno scoperto che era tutta colpa di un'avaria. Il comandante della nave, che non aveva segnalato il problema, è stato denunciato per violazione del codice di sicurezza della navigazione. È stata quindi disposta l'interdizione ad entrare in porto fino alla risoluzione della problematica. Indagini in corso da parte della Capitaneria di Venezia. E ora parliamo di sanità, perché è stata accolta nella conferenza delle regioni la proposta partita dal Veneto di utilizzare in corsia gli specializzandi per far fronte alla carenza dei camici bianchi. 2 miliardi messi a disposizione già a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno. Sono le 2 novità più importanti approvate dalla conferenza delle regioni e contenute nel cosiddetto patto per la salute. E noi siamo stati promotori a livello nazionale, adesso hanno accettato le nostre proposte di mettere nel sistema ospedaliero, dove dovrebbero lavorare giustamente solo i medici che sono laureati e specializzati, di iniziare a far lavorare anche i medici solo laureati per fare delle attività di base ma che ci aiutano. Accolta dunque la proposta avanzata dal Veneto e da altre regioni. La palla passa ora alla conferenza Stato-Regioni per chiudere l'accordo. 1300 i medici che mancano negli ospedali veneti, ha ricordato il governatore Zaia, soprattutto nell'area delle emergenze. In Veneto vengono erogate 2 milioni di prestazioni nei pronto soccorsi, dove però mancano 315 camici bianchi. La possibilità di utilizzare in corsia gli specializzandi rappresenta un'importante boccata d'ossigeno. Oggi all'interno del Patto per la Salute, Patto 2020-22, che contiene appunto tutte queste indicazioni, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze e le richieste delle regioni, e anche in questo caso il Veneto ha fatto da apripista. Intanto la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato a procedere alla firma degli schemi di accordo con le università di Padova e Verona per disciplinare le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative, delle scuole di specialità e le modalità di svolgimento della formazione per la loro assunzione a tempo determinato. Torniamo alla città, perché sarà operativo da fine gennaio il nuovo regolamento edilizio della Giunta Brugnano che ridisegna di fatto il centro storico ma anche la terraferma. Paratie contro l'acqua alta non solo agli ingressi dei negozi ma anche in corrispondenza delle vetrine e ancora impianti elettrici rialzati ad almeno 110 cm dal pavimento in tutto il centro storico, ma in caso di nuove costruzioni. Pompa immersione e gruppo di continuità che assicuri il funzionamento delle prime per almeno 6 ore in caso di blackout, così quanto stabilisce l'articolo 37,12 del nuovo regolamento edilizio della Giunta Brugnaro. Vogliamo delle strutture organizzate, vogliamo un sistema che sia capace di accogliere nel miglior dei modi gli ospiti che desiderano venire a trovare la nostra città, visitare la nostra città, ma soprattutto che ci siano condizioni di vivibilità per chi vuole rimanere in città a misura d'uomo. E ancora pannelli solari sui tetti di Venezia e cappotti termici grazie all'ok della Soprintendenza ai Beni Culturali, ma non negli edifici di pregio storico, con il tema principale le fosse settiche, senza le quali non sarà possibile aprire nuovi bed and breakfast. Così Cafarsetti dichiara guerra alle aperture selvagge di nuove strutture ricettive.
tra le materie principali del nuovo regolamento. Poi sicuramente ci sono delle prescrizioni che vanno a favore dei residenti e chi intende investire in questa città per fare un'economia è giusto che contribuisca anche alla qualità della città con degli standard qualitativi, adeguando le fosse settiche poi da un altro standard che a noi interessa molto, che è quello ambientale. Novità anche in terraferma, dove si toglieranno le macchine dalla strada con la deroga all'arretramento dei passi carrai a 5 metri dal bordo strada. L'obiettivo di questa amministrazione è di togliere macchine parcheggiate in strada e dare la possibilità invece di proteggerle all'interno dei propri scoperti, delle aree condominiali. Da Ca' Vendramin Calergi a Ca' Farsetti Vogando, proprio il sindaco Brugnaro ha voluto ringraziare così coloro che sono stati vicini a Venezia durante le eccezionali acque alte del mese scorso. Lo ha definito un gesto simbolico per ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla città nelle giornate di eccezionale acqua alta. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è montato in barca e ha vogato lungo il Canal Grande, da Ca' Vendramin Calergi a Ca' Farsetti, sede del Comune di Venezia, accompagnato dai gondolieri e dal consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto. Oltre ad essere uno dei simboli di Venezia, la voga, ha detto Brugnaro, è un'attività sostenibile, compatibile con l'ambiente, che non crea inquinamento acustico, antesignana forse dei futuri motori ibridi ed elettrici. L'emergenza vissuta a novembre ha rafforzato uno spirito di comunità capace di unire i tantissimi veneziani che si sono rimboccate le maniche per risollevare la città. Una parte di loro, tra l'altro, ha ricevuto dal sindaco Acca Giustiniani il riconoscimento per l'attività svolta durante le difficili giornate di marea eccezionale. Vigili del fuoco, polizia locale, centro maree, protezione civile, guardia costiera e capitaneria di porto, Croce Verde, ma anche Veritas e ACTV, così come polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ma c'è poi anche una riconoscenza estesa dal sindaco a tutti gli italiani e più in generale a tutti i cittadini di tante nazioni che sono stati a vario titolo partecipi delle vicende veneziane, un luogo, ha detto Brugnaro, che è di tutto il mondo. E ora le sardine a Venezia, perché dopo il flash mob della scorsa settimana davanti alla stazione dei treni Santa Lucia sono stati raccolti quasi 1.300 euro, di cui devoluti quasi 1.200 al Comune di Venezia per l'emergenza acqua alta dello scorso novembre. La parte trattenuta è quella per coprire i costi sostenuti per l'organizzazione dell'evento, fanno sapere i promotori. Abbiamo dimostrato che le buone intenzioni non si fermano solo alle parole, ma che proseguono e si concretizzano con i fatti. Grazie di cuore a tutti, così nella nota stampa inviata anche alla nostra redazione. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma torneremo tra brevissimo. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, siamo di nuovo in diretta e parliamo di Rinnova la Cultura, il progetto che consentirà di riutilizzare vecchi biglietti per assistere a nuovi spettacoli in 14 teatri di 12 comuni della città metropolitana di Venezia. Riciclare un biglietto vecchio per visitare nuovi teatri, per vedere nuovi palchi e per conoscere anche meglio il nostro territorio. In un teatro nuovo grazie ad un biglietto vecchio. È un'iniziativa che coniuga in maniera singolare cultura e cultura del riciclo, quella che coinvolge fino a giugno i teatri dei comuni della città metropolitana di Venezia inseriti nel circuito Arteven. Si tratta di una rete di spettacoli della città metropolitana di Venezia che parte da Cavarzere, Chioggia, Mira, Mirano, Camponogara, Scorzè, Mestre, Portogruaro, San Stino, Jesolo e San Donà. Quindi sono 12 comuni insieme con 14 teatri e 151 spettacoli. Funziona così: se hai un biglietto usato di uno di questi teatri puoi andare in un altro teatro e avrai uno sconto. Se hai acquistato un biglietto intero avrai diritto ad acquistare un biglietto con riduzione, se invece sei un over 65 o un under 30 e quindi hai già diritto a una riduzione, hai un ulteriore sconto di 2 euro. Ma Rinnova la Cultura è anche un progetto che vuole far dialogare culturalmente e artisticamente i teatri della città metropolitana di Venezia, un modo per fare sistema ottimizzando le risorse e un'opportunità per gli spettatori di avere una scelta maggiore di spettacoli da seguire. Il teatro metropolitano del Toniolo sicuramente è una sua realtà che vuole mettersi a disposizione per creare un vero e proprio circuito in tutta l'area metropolitana di Venezia, dove finalmente è emerso
maestre a fare da leader, e quindi questa mi pare una cosa molto importante, quella di condividere le proprie forze per mettersi a disposizione di realtà che sono comunque eccellenti ma più piccoline. Prima di salutarvi vi ricordo questa sera dopo i nostri telegiornali a 20:10 si parlerà di sicurezza stradale. In studio Paola Conte Bortolotto, presidente dell'associazione Vittime della Strada di Treviso, e Marino Biscaro, ex dirigente dell'ufficio sicurezza stradale della provincia di Treviso. Vi ricordo anche che è tornata, naturalmente la state seguendo, la nostra rubrica Il vostro presepe. Potete vedere in sovraimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci delle foto o dei video, naturalmente dei vostri presepi. Se non potete farlo, contattateci e verremo noi da voi. Alcune informazioni per chi ci manda questi video: se usate lo smartphone, riprese mi raccomando in orizzontale. Se inviate la segnalazione via mail, fornite invece una breve descrizione del presepe, i vostri dati, l'indirizzo e il numero di telefono al quale contattarvi. Questa sera io vi saluto lasciandovi alle immagini del presepe allestito nella chiesa di San Canciano a Venezia dal parroco Don Cesare Maddalena, e poi naturalmente alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Presepio dove appunto si vede la straordinarietà dell'acqua alta e la quotidiana esperienza dell'uomo, la sua ordinarietà espressa anche in tutto l'altro versante, dove si vede una vita che si trascorre nel lavoro, nelle espressioni di relazioni proprio di amicizia, di cercare sempre qualcosa a cui arrivare, a cui tendere. Ecco il passaggio dei pastori che sono incamminati proprio verso la grotta. Ecco, mi pare proprio che sia una bella intuizione, grazie ai nostri laici che hanno compiuto questa bella opera. Much pleasure thou canst give me, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio, ma clima mite e inverno temporaneamente in pausa, per così dire. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con ampie pause asciutte al mattino, piogge poi via via più diffuse dal pomeriggio, localmente anche forti. Ancora venti di scirocco con valori termici oltre la media e caldo anomalo, minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 10 e 15 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse un po' su tutte le province. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci un po' dappertutto, pause più soleggiate sui confini alpini. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.